Conte, Zino Selvatico d'Avessa. E nel mio castello sto aspettando un ospite, per anche il Carino. Eccomi! Che sono un attimino in difficoltà a parlare in toscano perché ho visto la Marisa. Ma farò quello che si può, via. Signori, non mi avete riconosciuto, io sono il divino. Più divino che il divino. Ma verserò per voi. Nel mezzo del cammin di nostra vita e mi ritrovai qui, dopo la messa, che la commedia mia gli era finita, assieme a Zino, il selvatico d'Avessa. Quello che dico non è una novella, li trovai con lui a Orante d'Ospite. Portai con me della Valdina il figlio, a Santa Sofia lo chiamano il poeta. Fecit, fece, figlio, e mi accompagnerà fino alla meta. Studiò al Molino, all'Accademia della Crusca, e se non ne sta zitto va a finire le busche. Tanto gentile e tanto onesta pare la Beatrice che gli è bella e prosmuta, gli occhi un lardicon di guardare, ora gli apri che tutti a voi saluta, di toccarla certo io un son degno, su un becca il Marcelli un fa il tiro a segno. Dunque ascoltate ora le nostre eccellenze, fatti non fummo a vivere come brutti, ma per raccontare un po' di maldicenze. Pape Satana Leppe, quello che io voglio dire nessuno lo sette, e a dire il vero uno sono venivo. Io l'ho riconosciuta, lei è il sommo poeta, Dante Alighieri. Ho fermato, e ma va riconosciuto dalla bellezza di diversi. No, dal naso. Ma se è per quello, tu mi potevi scambiare anche per Adriano. Ma qui a naso non è cassite, Oh Virgilio, qua. E siamo gente d'alto profilo. ci sei anche tu? Sì. Dimmi un po', dove sei stato l'ultimo dell'anno? E sono stata a mangiare col mall. E lì us mangia bene, me la ricordano sempre. Ah sì, e con chi era? Lui era caghina con la culona, mangia caga con la cagalana e poi scorgione possibile. Ma avete mangiato bene almeno? Poi te dico, sempre qua che menù. Antipasti, Sì. crostini e merda al beccaggio. Caganicle con crema di cacao e noce di ceregia sulla piruletta, polpetti d'aria fritta. Un bel brot caldo e caldirina e piangalina, di tortei sotto la lastra e ossa pulenta e do carfà. Secondi, Vai. i figadit con la salsiccia dritta, gli uovi freschi e cadeggiocci e gli avasodi e del chiardone. Oh, Mia momentina infilata allo spiedo con mentuccia e rosmarino, la maialina di candonche arrotolata giù per la mulatiera al contrario. I marron, e arrivano anche ai dolci, marron glacé con coglioni di mulo, la specialità da preferire così, guarda. ma sarai almeno cavata la voglia della niente. Sì, e ma so cavata, so che mi è cresciuta la panza e mi è sparita. Ah, proprio perché? E come vedi cosa avete bevuto? Ho messo molte volte a Sangiovese, ma più è tutto mi è piaciuto. Il mezzino e l'acquarella, la canina e Draun e verde trisina, e poi sono fatta a Catone Groni. E con cosa avete finito? E ho finito con un Don Perignon con i bollicini, rot e un sprisentione. Bene, andiamo avanti, dura un'ora. Maestro, torniamo a lei, sì. Lei che è veramente un mostro di bravura. A proposito di mostro, avrà conosciuto quello di Firenze? E lo conosco così e ce l'ho in casa. Ah, a voi. Bene. E c'è il telefono che
un momento. Pronto? Amore, sei tu? No, Nini, sono Beatrice. Maremma, dove tu sei? Sono qui con Caronte. E che si fai? Che si sta a mangiare qualche cosa. E che cosa? Pasta e fagioli. Maremma Beatrice, e che gli è successo? Oh niente, una scoreggina, Nini. Perché t'hai sentito il rumorino? Maremma, e ho sentito il puzzo per telefono. Via, per una scoreggina. Per fortuna che era una scoreggina, che se era una scoreggiona tu buttavi giù tutto il teatro. Abbiamo fatto che le poche. Proprio una bella coppia, sì. Ma dove vi siete conosciuti? A Selva Piana? No, e ci siamo conosciuti ai Night, al corso di Beatrice. E lì neanche dove ho conosciuto Adriano, nel 1200. Ah, Adriano il pittore! Sembra che abbia scolpito la Pietà di Michelangelo! Certo, io l'ho vista, più che altro la faceva Pietà. Caro Dante, ti ricordi quando ti fermavi a messa nel mio castello? E mi ricordo. Ti ricordi com'era bello il nostro paese? San Piero? Sì. Nel 1200? Sì. Era bellissimo. Però mi ricordo anche che c'erano le strade buie, e c'erano i negozi chiusi, i giardini tutti rotti, adesso no, E poi c'era anche la mulattiera grande che andava alla Orte e alla Venna, piena di bue, invece adesso no, E c'era anche una giunta di ghibellini, tutti del PD, Partito Democratico. no, del mio partito, il partito pedante. E mi ricordo anche amministratori, gente che c'è stata sempre, Messer Giona, Messer Lorenzo. Il Magnifico. No, il magnifico sì, ma Lorenzo Spignoli. E poi c'erano anche quelli che giocavano a gratta vinci nel 1200. Beh, quelli ci sono ancora. No, adesso si grattano e basta. E poi mi ricordo anche il paese, e c'erano feste da tutti i canti, te tu uscivi il sabato e tu vedevi i preti, tu vedevi i frati, tutti al bancone, padre che beve una bottiglia di champagne, un cognac. Adesso tu ci provi a chiedere, padre che beve, va via, diavolaccio, che non c'è altro, tentatore, e bevono nemmeno la camomilla. Non bevo più. E bevono. Ma a proposito di preti, avrà sentito la notizia dei frati? Sì. Dovranno chiudere, nonostante sia arrivato il nuovo priore. Questo non mi piacere, e lo conosco bene io. E chi è? Il padre di Walter Balanga. E Juan Balanga. Ah, lei si fa Vede Dante, San Piero è un paese di ghibellini, invece a Bagno C'è Guelfo! ci sono i guelfi. intelligentone di qua. E infatti i guelfi bagnesi hanno invitato il cardinal Bertone e doveva venire addirittura il Papa. Il fratello del cardinal Bustino. Il Papa, ma vuoi togliere il titolo al Papa? Ah, Papa Ratzinger! Noi, Papaleo. Ma per favore, te dai retta ai paesi che per dirigere la Proloco hanno chiamato un lanzichenecco! Marcus Jachermeister! Oh Virgilio, mi sa che gli Jägermeister tutto ne saputo troppo te. Amico. Dante, Dimmi, io sono dimmi, via, Cicci. portami a fare una bella girata da qualche parte, a vedere un bel cinema. Come faccio a farti vedere il cinema, che il nostro cinema sembra Pompei? Una girata in un museo, scusa, Che dopo chiedi poi? Ti porterò a vedere la mostra. Sì, potrei consigliarvi la mostra a quella delle scuole elementari per risistemare il centro storico. amore, però potrebbe essere una bellissima idea. Hai qualche idea? Io? E vorremmo rimurare lo sventamento, no? Per vedere almeno se la gente si ferma, visto che a San Piero non si ferma più nessuno. Dante, avrai sentito parlare dell'evento Le Primarie del PD? E lo sai che ha vinto? Certo, e sono anche contento perché ha vinto il sindaco della mia città, Renzi. No, No, ecco. no, ha vinto per sé. No, e te tu non sa pallino come è andata. Allora dillo. Ve lo dico io, ve la racconto io come è andata. E dicano che l'ha vinto Bersani, non è vero nulla. È arrivato Stefanelli con l'ape.
per caricare gli scatoloni delle schede il giorno dopo la votazione. Sarà perché cantava l'internazionale. Sarà che la patente gliel'ha data Gino, che poi era quella di Renatino. Insomma, in fondo alla liscera c'era il nuovo vigile con la paletta, fa la multa a tutti, ferma! Stefanello non l'ha visto, boom, pam, pim, pum, posti schianti, tutti per terra, è arrivato Pompeo, poveretto, per mettere un po' d'ordine, ma per raccattare lo scatolone gli è arrivata una ventata, il ciuffo davanti ai capelli, e ha perso lo scatolone ma sbagliato, ed è andato così. Non è che mi fido molto di lei. C'era anche Paolo Ricci, le vedi? Ce l'ha per fare. Di lei non mi fido, perché pur di andare nel giornale si è fatto passare per l'assessore suo fratello. Certo, fa anche rima, lei perché sono più bello. Sì. Poi Dante lei ha un nome importante, ha ispirato molti personaggi di San Piero. Tu me lo vuoi dire la verità, fa magari. L'ha ispirato a San Piero, fammi vedere un attimino il petto, E chi c'è che si chiama Dante? Dante Martinetti, Dante Vecci, tutta gente famosa. Famoso perché? Famoso Antinai. A proposito di Nike, Beatrice, lo sai che sono una bella gnoccona? No, devo dire, perché non devi tenere il mio castello? Il popolone che non Non mi litigate, non Beatrice, vieni a copiare che sono il poeta dell'amore! Ma che mi hai preso? E che pigliate il Viagra? Quindi che di essere Paolo Maciste? No, ma qui mi offendete? Certo. Volete che mi vada? Volete che mi vada? Sentiamo, volete che mi vada? Sì! Insomma, l'anno scorso in Bolette e so brutto. Che so, e avevo lì. Maestro, per dispettere, maestro, vado avanti con la pasquetta.